Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la proposta avrebbe un senso se il signor Kai Wegner fosse un comico. Per carità, si tratterebbe di humor nero, ma avrebbe sempre cittadinanza nel campo appunto della comicità, dell'umorismo, del surrealismo. Peccato che invece il signor Kai Wegner sia il sindaco di Berlino. Ebbene, cosa ha proposto il sindaco di Berlino all'indomani di un orrendo attentato islamista che ha colpito il corteo del Gay Pride tenuto nella capitale tedesca come, diciamo, bussola per combattere il defragare non solo del rischio terrorismo. La Germania è uno dei paesi d'Europa più colpiti negli ultimi lustri dal terrorismo islamista, ma anche del fondamentalismo, dell'estremismo, della radicalizzazione anche tra esponenti di seconde generazioni, insomma di questo fenomeno che connota purtroppo la nostra contemporaneità. Propone di portare l'insegnamento della religione islamica nelle scuole, di insegnare ufficialmente l'Islam nelle scuole statali tedesche. Non è un mio scherzo, non mi sono svegliato male, è una notizia che trovate in giro sui siti, per esempio sul sito del Giornale. Perché secondo il signor Kai Wegner, che ripeto non fa il comico, questo sarebbe il modo di sottrarre i giovani musulmani agli ambienti radicali. Ci sono sempre giovani che vengono radicalizzati attraverso contatti nelle cosiddette moschee di cortile. Quindi portiamo quell'alfabeto dentro l'istruzione di Stato tedesca. Questo è un po' il ragionamento del primo cittadino di Berlino, perché in questo modo l'Islam nelle scuole verrebbe, virgolette, sottoposto al controllo statale. E qui emerge in tutta la sua drammaticità la miopia culturale di proposte del genere. Anzitutto, trattandosi di scuola, si può porre un tema che riguarda diciamo l'identità della nostra civiltà, che è uno dei significati che dovrebbe essere trasmesso dal sistema scolastico, no? Europeo occidentale. Cioè, se è previsto, peraltro in modalità facoltativa, in tutta Europa l'insegnamento della religione cristiana, è perché il cristianesimo ha un lievissimo nesso con appunto la nostra identità profonda, con lo sviluppo della civiltà europea, della cultura europea, delle arti europee, ha un lievissimo nesso con la letteratura europea, con la musica europea, con la pittura europea, con tutte le forme d'espressione che la civiltà europea ha assunto nei secoli, no? Vaghissimamente ci risulta che, per quanto la follia politicamente corretta abbia provato a rimuoverlo, questo nesso esista. Perché bisognerebbe insegnare invece la religione islamica nelle scuole tedesche europee? Qual è il nesso? Perché non insegnare allora qualunque altra religione diffusa nel globo? Vedete che salta anche in realtà un corretto approccio laico all'insegnamento della religione, che è appunto quello del suo significato culturale. Qui verrebbe catapultato invece l'insegnamento dell'Islam nelle scuole tedesche. E poi il grande abbaglio che così lo sottopongo al controllo statale. A parte che sono uscite rilevazioni, sondaggi anche in Germania che dimostrano come una grande quota, spesso la maggioranza degli studenti di religione islamica, soprattutto di seconda generazione, gradirebbero nel loro paese l'applicazione della Sharia. E poi la stessa cultura islamica, in modo dichiarato nelle sue versioni estreme, ma anche spesso nella letteralità del Corano, non prevede che esista qualcosa come il controllo statale, non prevede che lo Stato sia sovraordinato rispetto alla religione. E quindi mi metto in casa qualcosa che nega alla radice il modello con cui sto cercando di fare integrazione. Non sto facendo integrazione, sto facendo disintegrazione in questo modo. Sto anche dando sponda volontaria, immaginiamo e speriamo, a uno schema d'azione diverso ma parallelo, a volte complementare con l'islamismo espressamente estremista e violento, no? Che è lo schema di islamizzazione
dolce, capillare, diffusa, che si appoggia e si diffonde attraverso i gangli della società democratica e del nostro modo di vivere, tra cui il sistema scolastico, che non è una paranoia di Radio Libertà, è uno schema teorizzato da decenni dalla fratellanza musulmana per cambiare il volto antropologico dell'Europa. È quello che ha profetizzato, tra l'altro, Michel Houellebecq in Sottomissione. Non si arriva alla sottomissione a furia di furgoni contro la folla, eventi ovviamente ultra tragici. Si arriva alla sottomissione a furia di penetrazione, snaturamento quotidiano dell'ABC culturale e valoriale delle nazioni europee. Allora non è un caso se in questi giorni emergono altri sondaggi, anche in Germania, soprattutto in Germania, che mostrano uno slittamento di gradimento della comunità omosessuale europea, in questo caso tedesca, per i partiti di estrema destra, anche per AfD, perché di fronte a una minaccia sempre più ingombente, al disconoscimento radicale non solo delle loro ragioni, ma anche delle loro persone, che porta avanti l'islamismo e con anche deflagrazioni terroristiche, si guarda sempre di più a chi vuole garantire sicurezza dei cittadini e presidio dell'identità europea e tedesca. D'altronde di AfD si può pensare quello che vuole, ma è un partito presieduto da una donna dichiaratamente lesbica. E quindi è abbastanza coerente che ci sia questo slittamento di consenso. È molto meno coerente che il sindaco di Berlino, peraltro un cristiano democratico della CDU, non un estremista di sinistra, abbia come risposta principale all'attentato islamista la diffusione dell'Islam nelle scuole. Siamo alla comicità tragica, involontaria. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.